Pensiero del giorno, martedì 14 gennaio. A tu per tu con Dio. Se in rare occasioni ho la possibilità di riunirmi in un luogo solitario dove poter pregare in un silenzio non interrotto da radio, telefoni e automobili o da qualsiasi rumore proveniente dalla strada, a volte mi rendo conto di quanto quel silenzio parli. Cioè, mi rendo conto che dove c'è rumore c'è anche il silenzio di Dio e dove c'è silenzio si sente la voce di Dio. Infatti, a volte mi capita che, se prendo in mano un libro per meditare, devo subito metterlo giù perché Lui vuole che si parli dentro di me. E allora capisco gli anacoreti, i certosini, i trappisti e quanto sia piena e accompagnata la loro vita. Ma posso prendere questa consolazione di Dio solo come mezzo per continuare il mio lavoro e per avvicinarmi all'umanità che devo servire, per portare avanti il lavoro che Dio mi ha affidato e quindi per corrispondere al suo amore e alle parole che mi suggerisce nel profondo del cuore, nel silenzio. Mi basta sentirmi chiamata e sapere di essere amata. Chiara Lubick, Scritti Spirituali 2, l'essenziale di oggi, Città Nuova Editrici. Parola di vita. Gennaio 2025. Credi tu questo? Giovanni 11:26.